Mancano solo pochi giorni al Natale perché avesse deciso di regalare un libro. Silvia vi propone qualche consiglio. Iniziamo parlando di Tracy Chevalier, la scrittrice diventata famosa con La ragazza con l'orecchino di perla, torna con questo libro intitolato Strane creature. La storia è ambientata nell'Ottocento, nel Sussex, dove tre protagoniste, tre sorelle londinesi, saranno costrette a trasferirvi a causa delle loro ristrettezze economiche. Ma tre cittadini in un paesino piccolo come Lyne sicuramente sconvolgeranno gli abitanti paesani, per così dire. A partire da Margaret, 18 anni, che col suo atteggiamento molto festaiolo sconvolgerà gli abitanti. E poi Louise, appassionata di botanica, una cosa inconcepibile per gli abitanti di Lyme, dove le donne dovrebbero solo dedicarsi al loro marito e alla loro famiglia. Ed infine Elizabeth, la più vecchia, però lei non si preoccupa del suo stato di zitellaggio, anzi è molto orgogliosa della sua istruzione e della sua libertà. Sarà proprio Elizabeth a stringere amicizia con Mary Anning, la figlia dell'ebanista del villaggio. Entrambe appassionate di fossili trascorreranno la maggior parte della giornata sulla spiaggia, fino a quando Mary non confesserà a Elizabeth che ha trovato delle strane ossa appartenenti a strane creature. E siamo qui per parlare di Rossana Campo, Più forte di me, questo libro che tratta un tema delicato, la dipendenza dall'alcol ma anche dall'amore. Il suo linguaggio è semplice e giovanile al tempo stesso e la protagonista è una donna fragile, terrorizzata dall'idea di rimanere sola. Ed infatti da lì a poco il marito la lascerà per un'altra donna. La protagonista si troverà costretta ad andare in una clinica per affrontare le sue dipendenze e porre fine a queste, e là stringerà amicizia con tutti i pazienti, ognuno alla ricerca della felicità. A pochi giorni però dall'essere dimessa arriverà Igor il Terribile, un ubriacone che la travolgerà in una storia d'amore. Ma stavolta la protagonista ha capito che per allontanare da sé le sofferenze bisogna lottare e non fermarsi di fronte alle difficoltà. Questo è Più forte di me di Rossana Campo. Parliamo ora di un libro importante del magistrato Giuseppe Ayala, intitolato Chi ha paura muore ogni giorno. Questa frase, questo titolo risale a una frase molto importante di Paolo Borsellino, che disse: è bello morire per ciò in cui si crede, chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Come ci insegna il magistrato Giuseppe Ayala, che ci porta indietro nel tempo, nel 1992, quando due esplosioni uccisero Giovanni Falcone, sua moglie e Paolo Borsellino. Giuseppe Ayala ci porta indietro nel tempo per informarci e farci sapere che cosa è successo esattamente, e soprattutto per non farci dimenticare, perché se vogliamo sconfiggere la mafia dobbiamo essere uniti e non avere paura. Questo è Chi ha paura muore ogni giorno di Giuseppe Ayala. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:25 su Teletutto. Da Cattoliche e dintorni auguro a voi e alle vostre famiglie un buon Natale. Grazie per essere stati con noi.